Ciao ragazzi, grazie per aver cliccato questo video. Questo video volevo farlo per spiegarvi un attimo la situazione del podcast, la situazione del canale, perché da oggi prenderemo una direzione un po' diversa rispetto a quella con cui abbiamo iniziato questo viaggio. Questa è la puntata numero 40, quindi abbiamo fatto 40 puntate del podcast e siamo partiti intervistando i pilastri del canale, dell'X-Lab, quindi i vari Iron, Bonso, Monti, Alex X, eccetera. E poi pian pianino ci siamo spostati sempre più ad intervistare gente della zona, artisti veneti, vari gruppi, hip hop, rap, musicisti in generale. Però ho visto che guardando anche le statistiche è iniziato molto bene e poi è iniziato un po' a calare a livello di views e a livello anche sì, di engagement con il pubblico appena ho iniziato a spostarmi su artisti più seri, discorsi più impegnati. Io stesso mi sono accorto che pur impegnandomi praticamente il 90% sul podcast, quella volta che facevo un contenuto con Iron Bonso e i ragazzi, purtroppo se la paragoniamo a livello di statistico, sono molto più cliccati, visti e commentati i video con loro che con tutto il resto. Quindi volevo solo fare questa puntata per dirvi che da oggi in poi questo canale, insomma, tornerà ad essere quello di un tempo, cioè essere un canale totalmente trash. Questo da una parte sono felice perché stiamo prendendo una direzione, dall'altra mi dispiace perché personalmente era molto motivante che a livello mio di crescita personale riuscire ad intervistare, a parlare con altre persone che insomma hanno avuto un loro, insomma, personalmente che io stimo, che hanno avuto il loro percorso ed è bello anche condividere insomma certi argomenti, certi discorsi. Però vedo che a livello di pubblico purtroppo non vanno. Questo un po' mi dispiace, però capisco anche l'algoritmo di YouTube che probabilmente pompa molto di più i contenuti dei ragazzi, quasi deleterio a volte impegnarsi a fare una puntata di un podcast, impegnarsi, trovarsi con l'ospite, fare le domande e tutto il resto, quando invece buttando fuori il video del Bonso che brucia una piadina mi fa 10 volte più visite o anche 100 a volte, lascia un po' il tempo che trova. E quindi, ripeto, da oggi in poi semplicemente il canale diventerà totalmente trash. Ci saranno quindi molte canzoni, ci saranno molti vlog, molti video goliardici, ci sarà molto più divertimento, intrattenimento e le collaborazioni magari che più ci tenevo, però mi rendo conto che sono fuori luogo e che comunque non vengono apprezzate nella giusta maniera dal pubblico, ma una cosa assurda che comunque ho notato che ok, l'algoritmo di YouTube che mi dice guarda, tu sei un canale trash e se vai fuori tema, cioè noi ti pompiamo il canale della tua nicchia, almeno da quello che ho capito funziona così, la tua nicchia è il trash, è il Veneto, appena tu vai fuori la gente non si guarda quel contenuto là. Però da dire che Instagram e TikTok invece l'ho aperti ancora quest'estate e ho iniziato a pompare, a pubblicare contenuti del podcast per vari mesi. Soprattutto la pagina Instagram ha iniziato ad andarmi bene appena ho iniziato a pubblicare i video trash. Cioè, nel senso, non ha avuto modo l'algoritmo di Instagram e TikTok a focalizzarmi, tu sei questo tipo di contenuti qua. Semplicemente sono andati meglio loro a prescindere. E quindi, ahimè, mi rendo conto che probabilmente quella è la via giusta. È una via difficile, è una via che personalmente, non dico mi motiva un po' meno, però ragazzi è chiaro che avendo a che fare con personaggi di un certo tipo è tutto un po' limitante e tutto quanto un po' più particolare, ecco, mettiamola così. Il podcast non è che morirà del tutto, uscirà magari invece che a cadenza settimanale, uscirà a cadenza mensile, ma sempre con artisti della scena trash, perché questa qua ormai è la mia nicchia, la mia argomentazione, la mia particolarità del canale. Per quanto negli anni mi sia sforzato comunque di fare contenuti più acculturati, possiamo dire così, ma non vanno, rimarremo nella nicchia del trash
Ragazzi, io vi ringrazio di nuovo per tutto quanto il supporto che ci date, soprattutto nell'ambiente trash. Se avete altri contenuti, se avete artisti che volete presentarci per aumentare la nostra squadra, la nostra scuderia, molto volentieri siamo ben disposti a conoscere nuove persone. Inoltre il podcast non morirà del tutto, però ovviamente faremo una selezione molto particolare, molto personale degli artisti che intervisteremo. Mi dispiace magari per qualche intervista che ho lasciato in sospeso in questo ultimo periodo, però stavo appunto valutando il fatto se continuare o no il podcast, perché comunque i numeri purtroppo parlano chiaro. Per quanto possa essere interessante, alcuni argomenti sembra non abbiano comunque il giusto valore nel mio canale. Quindi io vi saluto. Mi farebbe molto piacere se mi lasciaste un commento con il vostro punto di vista da esterni, perché io ho una visione ovviamente, ma il pubblico ne può avere un'altra. Se magari semplicemente il podcast non va visto neanche per un discorso di non mi interessa il podcast, ma semplicemente YouTube non me lo fa vedere nella home page, perché parliamoci chiaro, non è più come un tempo che siamo noi che cerchiamo i contenuti su YouTube o su Instagram o quant'altro, semplicemente ci appaiono e ci clicchiamo sopra, quindi è tutto quanto diverso il modo in cui noi fruiamo dei contenuti, mettiamolo così. Quindi può anche essere semplicemente che siete portati a vedere certi contenuti del Bones, di Iron e dei ragazzi semplicemente perché vanno più visti e quindi vi vengono proposti a voi, mentre magari quelli del podcast, essendo più lunghi, essendo un attimo più articolati, magari la gente si ferma a vedere i primi minuti, la prima parte, e quindi per YouTube non è visto come interessante per voi pubblico, insomma, per mantenervi attivi nella piattaforma. Noi ci vediamo alla prossima puntata, non perdetevi, non mancate, perché la prossima puntata ci sarà un ospite veramente d'eccezione del trash, mi raccomando. Una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Ciao dal Botte, X-Lab, a presto. L'essere perfetto. Ma è una cosa buona che è una cosa come i caporossi che sono scatta via. L'anziano saggio. Cosa ne pensi di questo profiterol, Davide? Molto buono. Vabbè, te vuoi? Davide ha avuto il Scusate, Vediamo se vogliamo fare basta. Se non sapete cosa fare, nel centro Italia c'è un grossissimo rave party, un Tech Nival che 12 giorni, una cosa strepitosa.